Lo primo maestro che potente è sta Gino Stocchino, che diventa soprannome Gino Pelato. Su maestro Virasa, signora Rosa Micucci. E il maestro Polizzi, parente del mio portante oggi. E il mio nonno per il suo bottino militare. A te potendo sempre su maestro Viras. E dopo un anno, perché si hanno fatto, e allegavo un babbo rapponavo. Se mi chiese su maestro Viras a fare ripetizioni, non mi scarescio tutto di questa cosa. Dopo dentro la signora Nina, un po' maestra, ma non dopo fatto le scuole, avete da parlare. Il maestro sostento, Annina Micucci, e Artaneso, Elisa Nieddu, Paese, Colaiani. Piero Varzano, Giovanni Covira. E altro maestro dopo per gli intestranti, uno che se n'era Maria Battiatti, ma continentale, cosa noi deve essere. Pur siciliana, teneva un ufficio, ne tanta, Franco Battiato, mica stavano cantanti pure, ma anche molto, se ne passava. Ed io potendo su maestro Arzano che poi mi diventavo pardino pure. Scudiante, poi andava a venire in mano, scudiante pezzo e bacchetta. Però non poteva andare in nulla che rientrava da nome fino a giungere, mica arrivato su motivo. Noi scano in Alanta, andando mo e non so mai, il bicatino si meritava, favore e basta. Poi tocca da portare il braccio, poi la maestra, quelli che entrano in scambio, a Marolla. E come ti fai che si morire su fritto, insieme? Andano due pure si spompano. La terza elementare e ha fatto promovi a quarta e poi a Pacilangione a tenuta per il Moro. Mentre vai a scuola, i facevo scravasa. Teniamo 25 gravas, di costare 25, di musiavo 15. E vendiamo sul latte, teniamo la femmina, devo mucire sul latte, a su stergio che io ne avevo una portata. Io contento, mi pareva bello questo particolare. Ma ti mandavamo a vincere la terza e basta. E poi con non fui precisa no, questa scuola. Devo pulire, devo studiare, però per la scuola ridotto, devo andare a lavorare. Non ti portavo di picca.